Nuova legge sul commercio, la maggioranza propone chiusure in 9 festività e 10 domeniche. Buonasera dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In Consiglio regionale ha tenuto banco oggi il dibattito sul riordino delle province e l'avvio delle UTI e sono emerse novità anche su un altro tema, quello delle aperture festive dei negozi con un ampliamento del numero delle chiusure obbligatorie possibili. Un tema sul quale sembrano esserci spiragli di dialogo tra maggioranza e opposizione, mentre sulle UTI resta il muro contro muro. Sentiamo il servizio di Antonio Di Bartolomeo. Non solo le 9 festività inizialmente incluse, la legge sul terziario dovrebbe prevedere anche almeno 10 chiusure domenicali in giorni scelti da ogni singolo comune. La novità sarebbe introdotta da un emendamento destinato ad essere approvato per chi ha firma di tutti e 3 i gruppi della maggioranza. Passano dunque da 0 a 19 all'anno i giorni in cui negozi, supermercati e centri commerciali dovranno rimanere chiusi. Ha preparato l'emendamento la democratica Renata Bagatin. Se uno viene a saperlo il giorno prima è chiaro che è in difficoltà. Noi vogliamo, proprio per questo parliamo della decorrenza con ottobre, perché c'è tutto il tema tecnico per spiegare, informare e preparare il consumatore, perché noi siamo anche dalla parte dei consumatori. Ma la legge potrebbe non applicarsi mai perché data per probabile l'impugnazione del governo nazionale secondo cui la materia non è di competenza regionale. Sarà a quel punto la Corte Costituzionale a decidere, ma nel frattempo potrebbe arrivare già una nuova legge nazionale.